Quali servizi o comportamenti devono valorizzare le imprese artigiane che operano nell'edilizia per essere maggiormente apprezzate dal cliente? Questa è la domanda a cui è stato risposto l'11 novembre presso la sede di Confartigianato di Treviso nell'ambito del terzo cantiere, organizzato dal Centro regionale per l'assistenza alla cooperazione artigiana CRACA in collaborazione con Confartigianato. La serie di incontri, denominati Cantiere Casa, si inserisce all'interno della campagna Trust Your Supply, abbinata al progetto europeo Prometheus, che ha come obiettivo quello di aumentare la fiducia dei consumatori verso fornitori, tecnici e installatori qualificati, grazie ai quali poter risparmiare energia e denaro. I 3 cantieri sono stati condotti da Antonio Catalani, professore di Management of Design presso la Bocconi e di Strategia e Politica della marca nelle aziende ad alto contenuto di design presso lo Yulm. L'impresa artigiana e il settore edile in generale sono sempre stati uno degli assi trainanti dell'economia italiana, no? L'Italia è fatta di piccole e medie imprese e una enorme quantità di imprese artigiane che sono depositarie di un saper fare, di un sapere che è prezioso per il tessuto produttivo della nostra nazione. Queste imprese, al di là del dotarsi degli strumenti economico-finanziari, devono anche intervenire sulla loro mentalità e sulla loro cultura d'impresa. A queste condizioni direi che siamo di fronte a una condizione necessaria ma non sufficiente. Perché sia sufficiente devono intervenire dei macrofattori oppure devono le stesse imprese trovare delle strade di aggregazione o di intervento sul territorio che gli diano uno spazio congruo. Nell'incontro è stato affrontato il grande tema della qualità percepita dei servizi offerti dagli artigiani della filiera dell'edilizia. Per il cliente la qualità è anche responsabilità sociale, principio legato al concetto di sostenibilità. Effettivamente il mondo dell'edilizia sta cambiando, è cambiato e quando si riaprirà l'economia edile effettivamente sarà diverso anche il modo di costruire, quindi l'attenzione verso ecosostenibilità, magari aggregazione di imprese per nuovi mercati. Quindi Confartigianato regionale si pone questo problema: come sarà il mercato? Il prossimo mercato sarà molto diverso da quello precedente e quindi cerca di prevedere come sarà questo nuovo mercato e questa iniziativa è in tal senso. Nonostante la crisi dell'edilizia, il segmento delle ristrutturazioni nell'edilizia residenziale segna un trend lievemente positivo, tenendo conto delle trasformazioni del mercato investito dalle novità riconducibili al tema dell'ecosostenibilità.